Una lunga intervista speciale è stata fatta dalla nostra emittente al neopresidente della FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo Sicilia, Nino Di Giacomo, eletto la scorsa settimana alla guida della massima carica pallavolistica siciliana. Un'interessante discussione con il neopresidente impegnato nella sua politica innovativa che intenderà mettere in campo nel settore sportivo, all'insegna del rinnovamento del dialogo con le società sportive, con gli arbitri, con i dirigenti, con i tecnici, al fine di rilanciare il settore che versa in uno stato da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. La trasmissione si potrà vedere su TVA Canale 92 in Sicilia e sui propri canali social YouTube, Facebook e Twitter. Presidente, allora, tra l'altro leggevo nel suo comunicato una dichiarazione molto forte. Il movimento è stato da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. Insomma, una dichiarazione abbastanza... No, non è pesante, è stata la realtà di come venivano gestite le cariche che il comitato regionale concedeva, perché rispettavano le logiche dei comitati territoriali, perché vi voglio spiegare in sintesi l'entrata di Nino Di Giacomo. Nino Di Giacomo è la novità di questo comitato, perché fino ad ora il comitato regionale era solo espressione dei presidenti territoriali, quindi per territoriali intendo io delle province, perché prima si chiamavano comitati provinciali, poi sono stati accorpati alcune province, ad esempio Agrigento e Caltanissetta ne hanno fatto uno che si chiama Acranis, Montiblei, Siracusa e Ragusa ne hanno fatto uno e hanno preso il nome di territoriali, quindi erano i presidenti che tra loro si spostavano le poltrone, ci vai tu, non ci vai tu e via dicendo. Quindi più che guardare alle esigenze del territorio si guardava no, poi quando si davano le cariche per quanto riguarda più da incarico, gli incarichi, esatto, non veniva per niente privilegiata la competenza, la professionalità, la meritocrazia, perché la Sicilia è ricca di tecnici altamente qualificati. Io nella mia campagna elettorale ho detto darò spazio proprio alla professionalità, alle capacità e al merito, quindi questo il mio intervento era proprio diretto di dare spazio alla meritocrazia.